Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3, come ogni lunedì, puntuali alle 21:15, tutta l'attualità. Abbiamo scelto questo titolo che è una provocazione, chiaramente lo è anche nel dibattito politico, lo è forse anche in questi territori del nord-est ed è un po' la schizofrenia di questo governo, più volte sottolineata, ma può essere magari una miscela vincente. È vero che i commenti a questa manovra uscita giovedì sera e che inevitabilmente sarà aggiustata ancora e definita meglio nelle prossime settimane sono stati tanti. Questi commenti sono stati anche dissacranti, lo sapete. C'è stata la piazza del Partito Democratico ieri a Roma, in cui sono andati giù durissimo. Vivremo e rivedremo insieme alcuni momenti nelle dichiarazioni di Martina, di Renzi, che l'unica cosa che ha abolito, ha detto, Di Maio non è la povertà ma la matematica, facendo riferimento a questa manovra al 2,4% di deficit PIL, con 40 miliardi, con molto deficit, e Di Maio è da giorni e giorni che mostra questo suo tweet, questo schema che riepiloga quanto fatto nelle manovre precedenti. Tra poco lo vedremo, così come entreremo nel dettaglio su che cos'è quota 100, cosa c'è dentro questa manovra. Lo faremo come sempre con le nostre slide, le vedremo e le commenteremo insieme. Dobbiamo capire che cosa succede dal lato degli imprenditori, se si è ricucito un po' con questo governo, se nelle dichiarazioni di Boccia c'è davvero la speranza che quel 50% del governo dialoghi ancora con loro, cioè più la Lega che il Movimento 5 Stelle, nel quale evidentemente non credono. Poi in realtà il Presidente nazionale di Confindustria è tornato a dichiarare, correggendo un po' il tiro. Allora, subito gli ospiti, cominciamo dal senatore Giampaolo Vallardi della Lega. Primo suono della campanella per lei, buonasera, ben trovato. Questa è la sua poltrona. Buonasera a tutti. Vallardi, ben trovato. Subito Simone Scarabel, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera, ben trovato. Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia e Rovigo. Buonasera. Ben ritrovato sul ring. Roberto Caon, onorevole di Forza Italia. Buonasera. Da Padova. Buonasera. Ben trovato. Caon. Se siamo già collegati e pronti, saluterei e ringrazierei subito Francesco Russo, già senatore, ora consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per il Partito Democratico, è collegato dalla nostra redazione di Trieste. Buonasera, buonasera Vittore. Buonasera Russo. Allora, vi faccio sentire, intanto c'è uno sviluppo di questa sera, non so se i ragazzi hanno già collegato il nostro tablet, perché c'è un po', è un tema lontano però fondamentale che riguarda l'Unione Europea. Tria è tornato a Roma intanto, quindi non parteciperà all'Ecofin di domani, è andato all'Eurogruppo, insomma deve lavorare sulla manovra ancora. Caon già scuote la testa, però insomma è tornato di corsa perché bisogna lavorare ancora, definire di più quello che stanno preparando. E un altro dato importante che era emerso nei nostri dibattiti dei giorni scorsi: cosa sta pensando Luigi Di Maio? Invece di dare i soldi nei conti correnti, cosa che era emersa, ripeto, nei nostri dibattiti, perché non utilizzare una carta? C'era la social card, c'è la social card, lui pensa invece alla tessera sanitaria e mettere lì i soldi vanno spesi soltanto in Italia. Ci sono tante cose che ovviamente vanno chiarite anche sull'impiego di questo possibile reddito di cittadinanza. 351 1755 340 per le vostre domande, gli interventi, i commenti agli ospiti. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Antena 3, quindi se volete potete scrivere anche attraverso Facebook. Vediamo Salvini sui signori dello spread, cosa ha detto nelle scorse ore. Forse è opportuno da parte del governo spiegare quanto prima cosa intende fare, quale strada intraprendere, pena il rischio di abbassamenti in borsa e aumenti dello spread. Rispetto alla manovra, inoltre. Allora, questa è l'opinione della CGA, ci arriviamo tra pochissimo. Tony, fammi sapere quando è pronto il servizio, così lo guardiamo. È il commento tra l'altro di oggi di Matteo Salvini nel momento in cui la borsa era positiva, lo spread insomma oggi ha chiuso a 282, lo spread, la borsa non si è più ripresa. In realtà vediamo Salvini, eccolo qua. C'è gente che vuole crescere, vuole lavorare, vuole tornare in Italia
a fare dei figli, quindi è una manovra economica che senza far miracoli aiuta il lavoro e aiuta gli italiani. Quindi aiuta chi vuole andare in pensione per lasciare liberi quei posti di lavoro, aiuta partita IVA, autonomi e artigiani a pagare meno tasse, aiuta chi ha perso il lavoro a provare a ritrovarlo, i dati sulla disoccupazione sono fortunatamente in calo, quindi puntiamo sulla crescita, sulla speranza, sui giovani, sul futuro e non penso che nessuno debba aver paura di un'Italia che torna a correre. Come? Non era convinto? Lo vedevi che non era il Salvini stesso, cioè. Il solito Salvini, dice. Si vedeva da lontano miglio che non era convinto di quello che stava dicendo, cioè si vedono le cose, no? Uno si assorbe. Adesso vediamo. Presidente? L'Italia che torna a correre? L'aumento dell'occupazione non è certo imputabile a questo governo, perché non è che gli effetti che tu attui oggi si avviano l'indomani mattina. Ovviamente l'industria 4.0, l'aumento delle esportazioni, questo ha influito molto sull'occupazione. Bisogna vedere quello che è l'effetto del decreto dignità, su cui io personalmente, ma tutti noi siamo scettici per delle ragioni tecniche. C'è un governo, ci piacerebbe avere delle proposte, ma non degli spot pubblicitari, perché anche questa manovra è tutta da vedere. Sino all'altro ieri sembrava che fossimo all'1,6%, adesso siamo arrivati al 2,4%. Bisogna vedere in questo documento di programmazione finanziaria quelle che effettivamente sono le misure. Se non lo capiamo diventa soltanto un litigio e il litigio certo non fa bene né al Paese né ai cittadini, perché questa litigiosità mi preoccupa tanto. Chi, non da imprenditori. Chi litiga? Tutti, litighiamo tutti. Tutti. Boccia esprime un'opinione e dall'altra parte Calenda risponde dicendo che il Confindustria è leghista. Di Maio con Confindustria non vuole parlare. Nel momento in cui si dice qualcosa a favore o contro qualcuno, automaticamente o sei per o sei contro, è un paese che secondo me sta rivoltando completamente il senso civico e il senso di appartenenza che tutti noi dobbiamo avere. Siete voi la speranza per Confindustria? Beh, anche noi sicuramente siamo non solo per Confindustria, penso che la Lega sia la speranza per questo Paese. Momento sicuramente molto effervescente, momento molto delicato, ma anche un certo ottimismo, perché nel momento in cui si è visto che questo governo, che non è solo Lega ma è anche 5 Stelle, che spezzo subito una lancia a favore, fino adesso si sono comportati, devo dire, più che correttamente, rispettando, lo ha detto anche Salvini, in toto quello che è il contratto di governo, oggi si è capito che l'Italia punta sul futuro. Ma soprattutto si è capito che questo governo fa sul serio, è contrario dei governi precedenti, perché tutto quello che era stato, chiaramente compatibilmente con i 5 mesi di governo che sono trascorsi, di governo effettivo, perché sappiamo ci sono stati diversi mesi prima in cui si è cercato di formarlo il governo, si è subito passato dalle parole ai fatti, e questa è la vera novità per questo Paese. Chiaro che veniamo da una situazione economica difficilissima, veniamo da oltre 300 miliardi di debito pubblico aumentati negli ultimi 6 anni. Abbiamo capito, non per retorica assolutamente, ma che le politiche economico-finanziarie che fino ad oggi erano state attuate in questo Paese, cioè la cosiddetta vecchia politica del rigore, non ha fatto nient'altro invece che migliorare i conti pubblici, li ha abbassati. Siamo passati da 1.980 miliardi di debito pubblico a 2.300, quindi tutto quello che è stato fatto finora, che ne dicano i grandi economisti, che ne dica comunque ha inciso, lei dice, sul debito pubblico. Non funziona assolutamente, siamo in un piano inclinato, siamo in discesa. È chiaro che adesso è una scommessa, lo dico io, lo dicono un po' tutti, ci crediamo in questa scommessa, dobbiamo aspettare un po' a vedere la reazione, insomma. Allora, Scarabelli, perché questo contrasto in particolar modo con gli imprenditori? Non è questione di contrasto secondo me con gli imprenditori, è per un dialogo che manca, no? Cioè, per quello loro si rivolgono loro all'altra parte. Secondo me da una parte c'è un po' di scetticismo verso un ministro che ha anche meno della mia età, quindi non lo si reputa magari all'altezza della situazione, dall'altra c'è un po' più di non so, vabbè, quando li definisce prenditori, insomma, non è che proprio apre questo dialogo con... Noi non facciamo sconti assolutamente, cioè noi abbiamo un po'
Sì, magari questo brutto vizio è essere molto diretti, molto crudi, e se c'è una realtà che va denunciata non abbiamo paura a denunciarla, non abbiamo paura a ribaltare i tavoli, però insomma non siamo neanche venuti qui a sfasciare tutto, insomma noi cerchiamo di dare delle risposte che finora non sono state date e prendere strade diverse. Perché se continuiamo a dirci che siamo tutti belli, che finora è andato tutto bene, noi non dovremmo neanche essere qua. Quindi se le cose fossero state fatte sempre per il verso giusto, nell'interesse dei cittadini e avessero dato i risultati, noi non saremmo neanche nati. Questo... Russo, le faccio vedere una cosa, Tony, la prima slide, quella sulla manovra, poi vorrei sentire appunto Russo da Trieste e l'onorevole Caon e un po' tutti. Questo è il conto della serva, definiamolo così. La manovra di governo, blocco dell'aumento dell'IVA a 12,5 miliardi, le pensioni quota 100 costerebbero 7 miliardi, ma bisogna capire anche lì quali pensioni sulle pensioni di cittadinanza poi vengono innalzate, no? Quindi altro tema. Reddito di cittadinanza sarebbe un peso di 10 miliardi, flat tax per gli autonomi 1,5 miliardi, ai risparmiatori delle banche vanno 1,5 miliardi, IRES taglio 1 miliardo, spese indifferibili 3,6, maggiori interessi sul debito 3,5, un totale di 40 miliardi e 27,2 di questi sarebbero in deficit. Teniamo questa slide e la vediamo spesso. Guarda questi numeri, Russo, cosa vede? Ma vedo un pasticcio per ora, lo diceva il Presidente Marinese. Io credo che in un momento in cui il Paese ha oggettivamente dei problemi, la politica, al di là dei momenti elettorali, deve trovare una direzione almeno in larga parte condivisa, perché è vero, le riforme non danno risultati immediati e un paese, gli imprenditori di quel paese e coloro che investono in quel paese, perché noi dobbiamo ricordare che dipendiamo anche dai soldi che gli investitori esteri decidono di portare in Italia, hanno bisogno di certezze, di sapere che la direzione è una e che destra o sinistra, 5 Stelle che vincano, quella è la direzione che un paese ha la costanza di mantenere. Il grande errore di questa manovra è non far più capire qual è la direzione di marcia. È una direzione di marcia in cui negli ultimi anni, ho visto molte polemiche, anche uno schemino di Maio, in cui ricordava quali erano le percentuali di deficit con il quale abbiamo lavorato. Ma Di Maio non si è accorto di una cosa, quelle percentuali dimostravano negli ultimi anni c'era un graduale diminuzione. Avevamo dato l'idea al resto del mondo che tornavamo affidabili e questo aveva portato ad esempio molti più investitori stranieri a venire in Italia, a spendere le risorse e ad arricchire la nostra economia. Oggi io vedo, e questo mi crea difficoltà, soprattutto al nord-est, una manovra assistenziale, una manovra tutta guidata prevalentemente dai 5 Stelle, una manovra che ha come suo caposaldo un reddito di cittadinanza che è poco più della promessa di dare dei soldi a chi oggi può starsene anche tranquillamente su un divano e che invece non permette quegli investimenti che servono a dire dove va il Paese. Noi dobbiamo scommettere sui giovani, ma allora io sono anche disponibile a ragionare non soltanto sull'1,8, anche sul 2%, ma anche oltre, non sono dogmatico su questo, come lei sa critico anche le posizioni del mio partito, però vorrei che quelle risorse venissero spese per il futuro del Paese, quelle risorse vanno spese in formazione, in innovazione, in investimenti di infrastrutture tecnologiche, qualcosa che porti l'Italia un passo avanti. Oggi quei soldi sono spesa corrente e sono come, mi permetta, io ho 4 figli e loro sanno bene la differenza tra 2.000 euro spesi per pagare una rata dell'università o per comprare l'ultimo modello dell'iPhone. Bene, io vorrei che questa legge di bilancio cambiasse, perché vorrei che i soldi che investiamo guardassero al futuro dell'Italia. In questo momento stiamo soltanto caricando di ulteriori debiti i nostri figli e credo sia un errore. Allora, intanto preciso non che... lo dico io, lo dicono gli imprenditori, lo dicono gli investitori. Qui vogliono intervenire tutti, infatti preciso che non sono degli splendidi orecchini in avorio quelli che ha alle orecchie, ma sono gli auricolari, se no non ci sente in diretta, ecco, così lo spieghiamo al pubblico che ci segue da casa. Marinese voleva intervenire, anche il senatore Vallardi replicare. Tony, ci fai vedere quel tweet di Di Maio che gira ormai da giorni, infatti, e fa vedere
che cos'è stata la storia fino ad adesso, lo citava ora anche il senatore Russo. Nel 2014 i deficit del governo 3% ha fatto il PD, qui 2015 2,6, nel 2016 2,5, nel 2017 2,4, nessuno ha detto niente, dice Di Maio, nel 2018 al 2% è ancora silenzio, nel 2019 il Lega 5 Stelle fa 2,4% ed è una catastrofe, un fallimento, lo spread, il crollo della borsa, il default, i debiti alle stelle, quello che viene detto in queste ore. Come? Questa è una fake news di Di Maio? È fake, poi la spiegherò. Perché? Perché con l'Europa si sono presi degli accordi di andare ad equilibrio di bilancio e l'equilibrio di bilancio l'ha messo proprio la Lega quella volta, quando c'era Tremonti. E l'equilibrio di bilancio si portava con l'1,6 per essere ancora credibili. Se si può fare, a questo punto si potrebbe fare il 5%, perché tanto sforare bisogna sforare, se dicono bisogna sforare noi non sforiamo alla grande, perché se tu devi perdere la credibilità, la perdo per tanto e non per poco. Sì, ma lui dice che gli altri hanno fatto. Ma Di Maio ha fatto una fake, perché in Italia a forza di queste vignette abbiamo riempito, la gente ci crede. Questa qua è vero che è così, ma alla fine gli accordi che tu prendi in banca, se non stai con gli accordi giusti, la banca ti toglie l'appartamento. Non è neanche vero. Come non è neanche vero? È così perché l'equilibrio di bilancio l'avevamo già stabilito e l'equilibrio di bilancio... In riferimento a quel cartello, allora io faccio due valutazioni e poi ti faccio una domanda, anzi meglio, prima ancora ti faccio la domanda e poi faccio due valutazioni. Che cos'è il deficit? Cos'è il deficit? Una maggiore spesa rispetto alle entrate? Perciò vuol dire che... Cioè spendiamo di più rispetto a quanto... No, perché ci sono tanti telespettatori certo, e bisogna spiegarglielo. Allora, noi stiamo spendendo di più rispetto a quello che è l'entrata. Questo è il deficit, vale 27 miliardi di euro. 27 miliardi di euro, ognuno di noi può pensare che tanto non ci riguarda, e invece ci riguardano direttamente. La differenza tra queste manovre e le altre, nelle due considerazioni, la prima... Non è che se io per migliorare devo guardare quello che hanno fatto gli altri peggiore, perché se no siamo rovinati. Non è che quando noi approcciamo un mercato, siccome gli altri non guadagnano, noi diciamo io guadagno un po' di più degli altri perché gli altri sono meno bravi di me. Quello che non va bene in questa manovra, e se la fate rivedere, a prescindere gli spot pubblicitari che uno può fare, e io qua parlo da cittadino, non da elettore, da cittadino di questo benedetto paese. Lei dice che questi sono spot pubblicitari? No, gli altri sono spot pubblicitari, quello di prima. Il tweet di Di Maio. Quello di prima, perché si va sempre al peggio, questo è il problema di questo paese, non si confronta mai il meglio. Ma qui il grande problema è che non c'è un centesimo di euro sugli investimenti. Qui il deficit si fa sulla spesa corrente, non c'è un centesimo di euro sull'investimento. Allora bisogna spiegare ai nostri figli che qualcuno in generale decide di guadagnare 1.000 euro e di spenderne 1.100 non perché si compra una casa, non perché sta facendo un investimento, ma li spende da conto economico. Il deficit, questo è grave. Allora io mi aspetto che ci sia un piano di investimenti importanti e non è che... Conte ha detto 38 miliardi più altri 15 nei mesi successivi, quindi allora, infrastrutture, sì, ma guardi, io sono la persona più felice del mondo se fanno 38 miliardi. Allora innanzitutto vorrei in primo luogo che si sbloccassero le infrastrutture, ma si sbloccassero le infrastrutture perché noi siamo il secondo paese manufatturiero d'Europa e siamo gli ultimi in termini di innovazione e ricerca, di burocrazia, questo lo dicono le statistiche europee, non è che se lo inventa Confindustria o Vincenzo Marinese, abbiamo un handicap di infrastrutture importante, siamo i peggiori pagatori di Europa, perché in Italia ci paghiamo tutti male, non è soltanto in riferimento alla pubblica amministrazione, ma anche ai privati, perché non c'è una legge seria sui pagamenti e questo inevitabilmente crea un ulteriore problema di impieghi da parte delle banche e partiamo con 27 miliardi in deficit di spesa corrente. Cioè cosa vuol dire? Che è una spesa che stiamo aggiungendo e che dovremmo fare tutti gli anni. È una spesa di per esempio il reddito di cittadinanza. È una spesa di conto economico. È una spesa volgarmente. Le chiedo un flash cam, poi la replica di Vallardi. Io dico solo questo. Io non ho mai visto un popolo, io da imprenditore, non ho mai gioito quando sono andato a firmare mutui, cambiali, leasing o prestiti. Io ho gioito quando ho pagato l'ultima rata. Qua invece si sono invertite le cose in Italia, a forza di fake news.
Cioè, la gente è contenta perché sforiamo, perché facciamo più debito. Per che cosa poi? Perché se fossi un qualcosa che guarda il futuro e diciamo rientro, compro un macchinario so che lavorandoci tanto ho il rientro del macchinario e vado avanti con il progresso, porto a casa una macchina più moderna o un qualcosa del genere, faccio un'autostrada che mi serve e domani ho i pedaggi, ma qua non riesco neanche a individuare bene i poveracci se si meritano questo reddito qua bisognerà capire benissimo. Abbiamo visto via SMS, qualcuno scriveva il Nord pagherà il reddito di cittadinanza del Sud. Allora, senatore Vallardi, cosa rispondiamo? Ma innanzitutto non so che notizie abbia Caon, ma mi sembra che perché si tratta di un decreto legge che forse doveva arrivare oggi, ma mi sembra arriva domani in Commissione Bilancio al Senato dal collega Bagnai, quindi andremo a capire nel dettaglio di cosa si tratta. Sicuramente ci saranno degli investimenti, l'avete dichiarato voi, ma so, il senatore Caon stasera è parecchio agitato, urla forse per convincere se stesso di quello che dice. Io credo che si possa tranquillamente ragionare sui numeri senza urlare giù di tanto, e magari parliamo una volta, senatore, che così magari ci capiamo meglio. Sicuramente una manovra secondo me positiva per il semplice fatto che comunque con l'abolizione della legge Fornero sicuramente aboliamo un problema di questo paese che è assurdo, ma soprattutto creiamo investimenti per il semplice fatto che tantissime persone che dovevano continuare ad andare a lavorare, stanche di andare a lavorare perché a 67-68 anni forse non si ha neanche più la forza di andare a lavorare, questi vanno tranquillamente a fare i nonni se hanno dei nipotini o fanno qualcos'altro, si rilassano ma lasciano il posto a tantissimi giovani, a tantissima gente che ha bisogno anche di andare a lavorare, che invece di andare all'estero arrivano in questo paese, rimangono in questo paese e iniziano a produrre, e qui sicuramente c'è una forza lavorativa fortissima. Poi si parlava prima di Nord-Est che viene depauperato, non so di cosa, c'è 1,5 miliardi di ristoro per le truffe delle banche, che le ha fatte non certo il governo di centrodestra, le ha fatte un governo di centrosinistra, tra l'altro appoggiato da una parte di Forza Italia, perché sappiamo benissimo Verdini chi appoggiava, quindi credo che ci sia sicuramente una forza componente di investimento. Senatore Russo, credo sicuramente ci sia una grossa componente di investimento. Ma di Renzi mi ricordo di Banca Etruria, mi ricordo della Boschi, mi ricordo di un partito che sia rimasto nella memoria degli elettori in maniera così entusiasmante, tant'è vero che i risultati si sono visti, ma io non voglio assolutamente passare il tempo a fare polemica. Oggi siamo al governo, dobbiamo dimostrare qualcosa di positivo. Si parlava prima di come si gestisce un'azienda. Chiaro che se un'azienda è piena di debiti e non ha neanche più la forza per pagare i propri operai, deve comunque ricorrere a chi gli dà dei soldi per poter investire all'interno della propria azienda. Chiaro che se non ha dei soldi per pagare i propri operai non ha neanche i soldi per comprare da mangiare a se stessi e ai propri figli, quindi l'imprenditore, in questo caso l'Italia, deve ricorrere a una nuova forma di indebitamento, e qui ci sta la scommessa. Questi soldi che porta a casa, che le andiamo a chiedere all'Europa in questo caso, generano sicuramente un vortice che speriamo, l'ho detto prima, è una scommessa, genererà sicuramente un vortice positivo. L'abbiamo visto cosa è stato fatto con Trump negli Stati Uniti, dove tutti criticavano Trump, ma oggi è considerato da tutti quello che ha salvato l'America, tanto è vero che la disoccupazione negli Stati Uniti oggi è ai minimi storici. Ma da chi? Sta per perdere le elezioni. No, ma scusate, quelle di medio termine. Ma no, ma scusi, adesso i nostri concittadini si interessa poco, però scusi un secondo, il vero piano occupazionale l'ha avviato Obama. Trump ha unito il protezionismo da una parte e una politica fiscale aggressiva dall'altra. Nel 2018 c'è una legge applicata negli Stati Uniti che dice che sui beni immateriali c'è una tassazione del 10%, proprio negli Stati Uniti. Sa cosa vuol dire? Che le holding tornano tutte, perché pagano il 10%. Il problema dell'occupazione è nato e noi con lo facciamo con la flat tax, non per contraddirla, noi lo facciamo con la flat tax che sicuramente al 15% permetterà
di pagare meno tasse a per il momento solo una fascia di artigiani e di imprenditori con basso reddito, ma tutti i soldi che risparmieranno sicuramente li investiranno nell'azienda o comunque li rimetteranno in circolazione. Onorevole, ascolti qualcuno che certo. da mattina... Allora, io sarei la persona più felice del mondo come imprenditore a pagare meno tasse. Io le dico che non succede nulla, perché il problema di questo Paese non sono le tasse dirette, sono le tasse indirette. E perciò io suggerisco... Tipo burocrazia, non so, cosa possiamo citare per esempio? I costi non deducibili, pagare le tasse sull'IMU. Tu pensa se domani mattina uno ti dice ti tasso non la prima casa, una volta che hai pagato le tasse per la prima casa te le ritasso e ci paghi il reddito. Perché questo succede? Abbiamo anche 5 anni di tempo, l'ho detto prima, i primi 5 mesi dovevamo pur, ma non per interromperla, poi non interrompo più per tutta la serata, dovevamo pur partire da qualcosa. Ma guardi che quello che noi diciamo al governo è proprio questo, che non bisogna farsi prendere all'ansia di prestazione, è che 5 anni si possono fare tante cose. È ovvio che se in 5 anni si sbagliano i fondamentali, diventa poi difficile. Stiamo sbagliando i fondamentali. Sì. Guardi, allora, qual è il problema, Scarabel? Arrivo subito, aspetta. Qual è il problema? Che se avessimo fatto la flat tax subito, o soltanto quota 100, superamento della legge Fornero, o soltanto la pensione di cittadinanza, tutti noi avremmo detto, nella prima legge di stabilità ha vinto il Movimento 5 Stelle, o ha vinto la Lega, giusto? Sì. Però, certo che c'è un impegno di legislatura, però se si fa una cosa subito forte, no? Un intervento forte subito, almeno simbolico, no simbolico, reale. Dipende forse questo, come diciamo da settimane, è un po' di tutto. Ma dipende dai punti di vista. Sì, è vero che hanno distribuito cercando di andare a toccare un po' tutti i punti, però è anche vero che per la prima volta ci troviamo un governo che è stato votato largamente da parte dei cittadini. E quindi già questo significa che i cittadini hanno delle aspettative e non si può sempre raccontare ai cittadini ma avanti con le scuse. Noi abbiamo deciso di dare delle risposte, quello che abbiamo promesso si vuole fare. Abbiamo fatto un contratto di governo. Ma è sicuro che si danno delle risposte con questo? Perché adesso vediamo anche i dati del reddito di cittadinanza. Tutti abbiamo detto che questa, la prima manovra non è la definizione, è l'inizio di dare delle risposte, l'inizio di avviare il reddito di cittadinanza, si avvia la flat tax, si comincia, si inizia a far vedere ai cittadini un cambio di passo. Se tutti quelli che sono venuti prima avevano fatto tutto bene, le manovre economiche perfette, ripeto, ci saremo un governo molto diverso. Ma invece quello che io vi dico, per esempio, le faccio un esempio concreto, c'è stato un momento nella proposta di finanziaria che si interveniva nell'abbattimento dei costi dell'INAIL, che sono l'INAIL oggi è l'istituto previdenziale, anzi è un'assicurazione, non è neanche un istituto previdenziale, più ricco, e si è detto abbassiamo il premio INAIL e diamolo a favore del costo del lavoro. Io ho detto è un'idea intelligente, scomparsa, e si andavano a premiare non le aziende, i dipendenti, è il famoso cuneo fiscale. Questa cosa qua, che non costa nulla, perché non è che si tolgono soldi, le aziende già stanno pagando un'assicurazione, più pagano l'INAIL obbligatoriamente e se hanno un infortunio hanno la rivalsa. Questa è una cosa intelligente ed è scomparsa e abbiamo l'INAIL che sa quanto ha di liquidità? 30 miliardi di euro. Cioè l'INAIL ha una liquidità in conto corrente delle aziende di 30 quasi miliardi. Quanto questa manovra, insomma, per dare due cifre. Certo. Allora, Caorte avevamo interrotto, poi vediamo Di Maio. Se tu paghi la gente che non lavora e tassi quando lavora, non puoi essere sorpreso che il popolo poi vada male. Perché è la base di tutto. Cioè noi stiamo facendo esattamente il contrario. Cioè noi andiamo a tassare chi lavora e andiamo a sperperare, tra virgolette, chi non lavora. Attenzione, per la Lega, questi sono soldi, che tutti quanti, o l'80-85% andranno al sud. Perché? Perché studi della Camera e studi anche dei vari governi che si sono susseguiti, quando c'era l'IMU e l'ICI c'era minor entrata
da questa tassa, quando si pagava anche nella prima casa, di circa 1,5 miliardi anno. Perché? Perché l'ufficio catasto nel sud non è in ordine. Detto questo, vuol dire che c'è gente che ha la casa ma non ce l'ha intestata. Detto questo, quando vanno con l'ISEE dal famoso Di Maio, saranno i primi a intascare questo reddito di cittadinanza, perché avranno un ISEE basso. Ma bisogna vedere vedere. Se si fa l'ISEE familiare, se si fa... Vabbè, ho capito, tanto ma se si fa intanto l'ISEE partiamo che non c'è una casa, intanto. Allora, poi, in ogni caso, al nord 3 posti di lavoro glieli posso fornire di prova, ma al sud quanto tempo passa tra un posto di lavoro e l'altro? Salvini ha letteralmente tradito il nord, questa è la verità. Perché la gente che ha fatto i gazebi, che si è battuta per queste cose, no, perché le per levare la c'è cassa la al quota mezzogiorno, 100, per levare, c'è la scusa quota Fernando, 100, se no vado via, se parli te non posso parlare. No, però diciamo, faccio il mio lavoro ogni tanto, allora, onestamente. allora, quota 100, perfetto, intanto non sappiamo se sono 62 o 64, poi, e allora non è più quota 100 perché se abbiamo un fermo di là non è più quota 100. Seconda cosa, a quanto mandiamo in pensione questa gente che sì? Al 70, con l'80, col 90%, col 100%? Questo è da stabilire. Perché è facile adesso lo slogan, vi mando in pensione prima, meglio, ma con quanta percentuale? Anche questo da vedere. Diciamo che Tria oggi è venuto a casa perché non aveva documenti da far vedere. Abbiamo mandato un ministro sfiduciato in Europa a spiegare la finanziaria senza anche documenti. È una cosa pazzesca. È veramente una... È inviperito. Sono informato, un po' diverso. Scusate. Informato da? 38 anni di contributi comunque. Informato da secondo determinate situazioni. Perché l'ha detto lo stesso Giorgetti che la manovra non va bene, ragazzo. Cioè, scusami ragazzi, se sei buono. Ha parlato con te? Allora ha detto, le dichiarato nei giornali, Giorgetti è l'uomo pensante della Lega e che è stato presidente di commissione di bilancio per svariati anni durante il governo con Tremonti. Cioè non è che Giorgetti la sera mattina vada addosso il suo governo senza sapere che non è un politico, è là da sei legislature e l'ha fatto, mi sembra, per 2 mandati il presidente di commissione di bilancio. Lo stesso Giorgetti ha detto che questa finanziaria è tutta la stasera abbiamo scoperto Caon, un nuovo ministro dell'economia. E sicuramente leggi i giornali o non li leggi, porterà il suo contributo positivo. Ma io porto il mio contributo positivo, ma siccome avete messo anche la fiducia sui 1000 proroghe mai fatto, è logico che qua che poi lasciate fare all'opposizione qualcosa. Ma io credo che al di là di tutto quello che si può dire questa sera dobbiamo aspettare a vedere in maniera concreta cosa emerge da questo documento di economia e finanza, dal decreto legge, che come ripeto arriverà domani. Io sono ottimista, ognuno di noi ha la propria ricetta in questo momento, è un po' come gli allenatori della nazionale di calcio, in Italia ce ne sono una 60ina di milioni e tutti quanti hanno la formazione giusta per poter vincere chiaramente il campionato. Oggi c'è un progetto credo abbastanza concreto che risponde in maniera perfetta a quelle che erano le promesse in campagna elettorale. Sono passati 5 mesi dalla formazione del governo. Questo non è solo promesse in campagna elettorale, allora sono promesse fatte col contratto. La campagna elettorale la Lega l'ha fatta con Forza Italia e il programma era tutt'altra cosa. Hanno portato un contratto e stanno portando avanti il contratto. Ormai è così, vedremo Caon stasera è particolarmente esuberante. Perché la campagna elettorale era una cosa, poi è succeduto quello che è succeduto, che abbiamo visto tutto quanto il passato, scorso passato, ma il programma del centro-destra non è quello che sta attuando oggi la Lega. Vallardi e poi avremo il russo della pubblicità. Io vedo un Caon particolarmente nervoso. Non si può sempre dire è il programma che abbiamo preso i voti. Non state mettendo in moto il programma che avete preso i voti. Non è il programma che avete preso i voti col centro-destra questo qua. È un programma fatto dopo un accordo fatto a posteriori. Perché questa è la verità, voi non avevate il reddito di cittadinanza che adesso state subendo, perché state diventando la nuova stampella del Partito Comunista Italiano, questa è la verità vostra. Cioè il Movimento 5 Stelle e il PC. Non puoi fare il leghista di opposizione e di governo, oggi sei il governo e sei la stampella Caona, prego. Basta. Critiche da uno che cambia partito. Ma è la verità, voi avete tradito il Nord, voi avete tradito il Nord. Non mi sembra che abbiamo certo, perché i soldi per la finanziaria, se stiamo parlando di traditori, penso che Caon sia tu sei un traditore, lo assegna Salvini.
Salvini ha tradito il Nord. Salvini ha tradito il Nord. Salvini ha tradito il Nord. È chiaro, adesso la prego. Anche la faccia secondo me è un po' da traditore. No, vabbè, dai, adesso No, se la metti sul lasciamo discorso stare queste cose. personale, ti metto io a posto. No. Insomma, diciamo viva Dio, queste se è cose. permesso, mi permetto anch'io. Allora, vi prego, calma. Dobbiamo discutere dei conti, vi seguono da casa, di che cos'è questo futuro, che cosa prevede questa manovra, per quello che va rifatta completamente, l'ha detto Giorgetti, l'ha detto la Lega. Ho capito. Oh. Può essere che un gioco delle parti, la fermo. Pubblicità, la prego. Pubblicità e poi ascoltiamo Di Maio che cosa ha detto oggi. A tra poco. Forse è opportuno da parte del governo spiegare quanto prima cosa intende fare, quale strada intraprendere, pena il rischio di abbassamenti in borsa e aumenti dello spread. Rispetto alla manovra, inoltre, non siamo stati ostili, non è un punto o meno che fa la differenza, ma nella manovra devono esserci risorse anche per la crescita e l'occupazione. Non possono bastare le novità annunciate in questi giorni. Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia da Breganze, a fargli eco anche la CGA di Mestre. Di certo è che il deficit PIL sarà al 2,4%, quindi complessivamente questo governo avrà oltre 40 miliardi di spese in più per sostenere le misure che ha promesso in campagna elettorale. Ovviamente conosciamo i capitoli delle misure ma non i contenuti, anche se di positivo sicuramente c'è per quanto riguarda le piccole imprese e in particolar modo il mondo delle partite IVA, l'introduzione della flat tax e quindi una riduzione del carico fiscale. Ci preoccupa però il fatto che gran parte di questa spesa andrà in uscita correnti, cioè per l'aumento delle pensioni, per l'anticipo delle pensioni, per misure di sostegno al reddito e quindi non in investimenti in conto capitale, cioè in infrastrutture viarie e infrastrutturali varie, ma soprattutto in spesa corrente. Questo ovviamente rischia di non far aumentare il PIL. Tra costi e preoccupazioni, forte perplessità in merito al reddito di cittadinanza previsto per ben 6 milioni e mezzo di persone. Sì, non solo perché avrà un costo molto esorbitante questa misura, ma anche bisognerà capire a quali soggetti sarà rivolta questa misura e soprattutto se questa andrà a incentivare il lavoro nero e l'abusivismo, perché ci sarà il rischio che questi soldi vadano a già persone che non lavorano, che non hanno intenzione di trovarsi un lavoro e che grazie a questa misura in qualche modo potranno sostenersi economicamente per i prossimi anni. In attesa del responso dell'Europa e nella speranza di immediate misure correttive, i suggerimenti al governo della CGA. Innanzitutto, di più che spendere bisogna ridurre le tasse, questa è la necessità che ha questo Paese, soprattutto il mondo delle imprese, in particolar modo quelle piccole e micro, quindi meno tasse, meno burocrazia e meno spesa pubblica ovviamente, invece pare che con questa misura, con questa manovra, la spesa pubblica subirà un fortissimo aumento. Allora, bello l'SMS, l'opposizione deve arrendersi perché questo governo è invincibile, ha più premier, quindi c'era questo SMS poco fa, eccolo qua. Adesso vediamone altri, 351... Un canto, tanti palloni, more a fame. Vabbè, questo vedremo. Perciò... 351 755 340, vorrei andare a Trieste da Russo, ma prima far vedere, eccolo qua. Lo citava adesso Zabeo della CGA di Mestre, andrebbe questo reddito di cittadinanza a 6,5 milioni di italiani. In Veneto, per esempio, i disoccupati sono 292.000, 600.000 diciamo la platea possibile, cioè di chi è in forte difficoltà. Ad oggi il REI, cioè l'intervento studiato da Renzi, applicato da Gentiloni, reddito di inclusione, è andato a 6.500 persone in Veneto, dati riportati nei quotidiani nei giorni scorsi. E riusciamo a vedere anche l'altra slide, scusami Tony, sempre sul reddito di cittadinanza, che fa riferimento anche, eccolo qua, ANSA Centimetri, pubblicata sempre sui quotidiani. Per esempio, una persona, adulto più di 14 anni, prenderebbe 780 euro mensile, 2 persone, se ha un figlio, quindi prenderebbe doppio, diciamo, 1014. Se sono nucleo familiare, come vedete, 1170, se è un nucleo familiare in grosse difficoltà con un figlio, 1404, altro caso, il quarto, 2 in crisi, diciamo senza lavoro, ecco, mettiamo così, che hanno addirittura 2 figli, 1638 euro, se sono 2 con 3 figli, 1872 euro, ed è il massimo, cioè è il massimo erogabile ed è
questo quinto punto, ed è tantissimo, come vedete. Già pagare questo, insomma, è un intervento di un grande impatto. Partiamo da Trieste. Russo, su queste cifre? Poi bisogna capire, scusi, interrompo da queste cifre. Per dire solo una cosa, si faceva l'esempio, appunto, se si ha proprietà di una casa, che si fa? Glielo si dà lo stesso il reddito di cittadinanza? Poi, per esempio, se è una casalinga a casa, per assurdo potrebbe dire: io sono a casa, non lavoro, prendo il reddito di cittadinanza, prendo per 2 anni 780 euro, non rispondo a nessuna proposta, diciamo, di lavoro. È chiaro che lì bisogna intrecciare i conti anche con il marito, insomma, no? Perché bisogna stare attenti a tutte queste variabili. Russo? Ma le spiego quanto è assurdo questo reddito di cittadinanza. Io nella vita normale faccio il professore, lavoro all'università, ho 4 figli e guadagno 2.200 euro. Mi converrebbe stare a casa e prenderei sostanzialmente lo stesso. Credo sia una grande presa in giro degli italiani. Il reddito di inclusione che avevamo realizzato, che andava perfezionato, andavano trovate nuove risorse, però cercava di essere preciso ed andare a rispondere alle esigenze di chi aveva davvero bisogno. Questa è una massa di soldi che noi spostiamo e regaliamo senza controllo. Le dico un paradosso: un mafioso al sud, che ovviamente non dichiara nulla, prenderebbe il reddito di cittadinanza. Questa è la faciloneria con cui si promette, si spende e si spande. Io, guardate, vi ho ascoltato con molta attenzione, ma quando sento Vallardi dire più e più volte che questa è una scommessa, dico che le scommesse si fanno con i soldi propri e si va, io dico ai miei figli che non si deve, si va a scommettere alla schedina e a farlo sulle scommesse sportive. E qui stiamo giocando con il paese, e io sento Vallardi che vorrebbe andare a chiedere all'Europa le risorse, perché così ha detto, dopo che il suo capitano non fa altro da mesi a sbeffeggiare l'Europa e gli investitori che dovrebbero aiutarci a darci le risorse per uscire. Noi ci stiamo prendendo in giro, così stiamo prendendo in giro i giovani. Io questa promessa sulla cancellazione della Fornero, io davvero spero che i giovani scendano in piazza tutti quanti arrabbiati con chi li sta prendendo in giro. Noi stiamo parlando a una generazione che oggi non lavora, perché non siamo in grado di trovare un lavoro, e questo governo, invece che creare buon lavoro, non gli avete dato crea posto di lavoro e crea assistenzialismo invece che creare buon lavoro. Se ne siete capaci, create buon lavoro. Non solo non gli diamo lavoro, ma gli togliamo anche la possibilità di dare una pensione, perché oggi fare uno sconto, e io vorrei farlo, tutti quanti noi vorremmo farlo, perché è facile fare i generosi con gli elettori quando i soldi non ci sono, ma quei soldi non si possono fare, quella pensione anticipata non si può dare, perché 2 anni di sconto a chi oggi ha 60 anni significa togliere 10 anni di pensione a chi è giovane. Allora, questa è una presa in giro degli italiani, così come, e io spero però che pian pianino se ne accorgano i cittadini. Vedo cosa sta succedendo a Genova. Allora, un governo serio, un governo del cambiamento, il mio governo, perché vorrei che mi rappresentasse davvero a livello internazionale, darebbe risposta alla più grande emergenza che ha colpito questo paese negli ultimi anni, che ci ha visto protagonista a livello internazionale. Dopo 50 giorni non c'è ancora il commissario. È una vergogna. E non si provi perché le regole di favore per autostrade le ha votate la Lega con Berlusconi. Allora, le ha votate Salvini. Diceva Scarabel? No, che in quel decreto si dà addirittura risposta ai cittadini di Ischia. Ischia non è successa 50 giorni fa, perché finora i governi che ci hanno preceduto su quello non hanno dato risposte zero. Poi sul reddito di cittadinanza io vorrei che almeno chi non lo conosce eviti di dare giudizi preventivi. Cioè, abbiamo giudicato anche i mafiosi. Ma guarda, questa è proprio, cioè, no, forse qualcuno, guarda, meglio che no, quella no. Cioè, questa è darla ai mafiosi, cioè veramente. Mi spieghi come si fa a evitare che lo prenda un mafioso? Beh, innanzitutto bisogna assolutamente mettere insieme delle banche dati. Cioè, io non è che con l'incrocio delle banche dati escludiamo
escludiamo a prescindere i mafiosi, però di certo non me lo vedo un provenzano andare a fare i corsi di formazione, andare in comune a prestare la sua opera, andare magari a fare dell'assistenza sociale per prendere 780 euro. Non me lo vedo proprio, io non credo che appunto il mafioso abbia bisogno dei 780 euro perché muore di fame, non me lo vedo proprio. No, io sono convinto, no, io sono convinto di una cosa parlando a livello di mafia, io sono convinto di una cosa, che oggi c'è della gente che vive nella povertà e che decide di lavorare per la mafia per poche centinaia di euro mettendo a repentaglio la propria vita. Se arriva lo Stato e gli dice io non ti lascio in quelle condizioni, io ti do il minimo indispensabile perché 780 euro è il tetto della povertà, è il minimo indispensabile per vivere e per darti un'opportunità di formarti e reinserirti nel mondo del lavoro, io credo che tra rischiare la vita mettendomi nelle mani della mafia per poche centinaia di euro e provare a prendere la via della legalità, a trovare un lavoro e formarmi, io credo che molti giovani ci ripenserebbero. Consigliere, guardi, posso dirle, io mi sono trasferito in Veneto, ho studiato negli Stati Uniti e sono nato a Palermo, perciò sono scappato dalla terra in cui sono nato. Se fosse così, come lei dice, sarebbe il mondo delle meraviglie. Qui a questo reddito di cittadinanza... non tutti possono scappare. No, ma non è un fatto... Bravo. Allora, quindi... stavo arrivando proprio a questo. Questo reddito di cittadinanza, fermo restando che non mi piace la polemica nord e sud, perché siamo in un paese e il paese ce l'abbiamo tutto unito. Trascura un dato, perché come ora te lo do il dato, concettualmente è corretto dare un'opportunità a delle persone che non trovano il lavoro di formarsi e di rimpiegarsi. Non è che si discute il disegno, fermo restando che in Europa è applicato, non è che ci stiamo inventando cose completamente diverse. In Germania funziona. Sì, però la metà diciamo come peso economico. Finisco il ragionamento. Se lei a questo dato deve abbinare un altro dato, 200 miliardi di evasione. Cioè, se lei non interviene sui 200 miliardi di evasione, oggi chi evade, io lo dico senza paura di niente, è un delinquente, è abituato a delinquere e ci sono 200 miliardi di euro di evasione. Vediamo la slide 5, Tony. Prego Presidente, così allora, commentiamo anche quei dati. Nel momento in cui... Eccolo qua. Mi perdoni, così la leggo e le diamo una manforte. Pace fiscale potrebbe fruttare 3,5 miliardi, la stima, spera, eccolo là, speranza della Lega è attorno ai 10. 80 miliardi sarebbe l'IVA evasa ogni anno, 132 miliardi i redditi non dichiarati, 500 miliardi il PIL sommerso, 540 miliardi, così riportano i quotidiani anche in queste ore. 140 miliardi per il sommerso sommano i 200 miliardi, i 212 miliardi di evasione tra imposta di valore aggiunto che è l'IVA e redditi non dichiarati. Cioè per 132 miliardi c'è gente che non dichiara un reddito, vuol dire che è nulla tenente. Nel momento in cui uno non dichiara un reddito e noi non facciamo, e qui non si tratta di allenamenti o di allenatori, qua non stiamo giocando una partita, non stiamo parlando, non stiamo al bar dello sport e stiamo commentando la Juventus, ecco, io di calcio sono appassionato ma non ne capisco nulla, di economia purtroppo vivo tutti i giorni, è così anche un sistema che vive di dati e di studi. Se noi non interveniamo là, lo sa cosa si verifica? E questa trasmissione la registriamo, che tra un anno non avremo 132 miliardi di reddito non dichiarati. Purtroppo, e dico purtroppo e mi auguro di aver torto, minimo diventano 140-145, perché chi è abituato a evadere e chi è abituato a vivere nel sommerso non è perché gli diamo una possibilità, come è corretto che sia, automaticamente rinsavisce. Ieri c'era una trasmissione a Napoli, uno ha detto: qua c'è la bacheca, se c'è chi possa lavoro vai in bacheca. Ma secondo voi, quando uno arriva e prende il reddito di cittadinanza, corretto e giusto è, viene chiamato dall'ufficio dell'impiego un impiego da Napoli, dice guarda c'è questa opportunità, lui prende e va.
Ma vogliamo essere così ingenui? Lei lo dice, lo prende per 2 anni, alla scadenza di 2 anni, se non ha fatto la formazione se lo reinventa è perché questo è un paese straordinario e noi dobbiamo cercare di normalizzare le cose per poi dare i giusti diritti che uno deve avere. Cioè lei dice, in larga parte di questo paese stiamo regalando 780 euro per 2 anni. Punto, stop. Non c'è il benché minimo dubbio. E lo dimostreremo con quei dati, perché se ho ragione io, anzi meglio ancora, se ha ragione il governo, e allora onestamente siete stati bravi, ma quel dato va bene, quel dato si riduce, ma se ho ragione io, e io non Vincenzo Marinese, io cittadino, allora sono dolori, perché quel dato cresce. È misurabile. Ma allora, questo reddito di cittadinanza, ognuno ha il suo reddito di cittadinanza in testa. Molto spesso si ha la credenza che 780 euro ti entrano nel conto corrente e tu puoi andare a fare quel cavolo che vuoi con i 780 euro. Già oggi abbiamo visto che hanno preso come governo un super consulente che ha applicato giustamente questo reddito di cittadinanza negli Stati Uniti. Oggi è saltato fuori questo discorso della scheda elettronica. Eccolo qua, Quei 780 euro non finiranno nel conto corrente e ci potrai apprendere i gratta e vinci come la birra eccetera. Magari ci dovranno indirizzare su delle spese di vera necessità e quindi a questo punto tagli fuori chi appunto vuole prendere questi 780 euro come una mancia in più, tanto e vado, prendo questi 780 euro e poi, ripeto, una volta che uno entra nel circuito del reddito di cittadinanza, viene tracciato da tutti i punti di vista, prima di arrivare a erogare quella cifra. E se è furbetto c'è il penale, no? Questo che non viene ricordato mai. Esatto, quando partirà veramente, nel senso, quando partirà veramente, bisogna che uno sia veramente consapevole di quello, si mette in un programma che ha come obiettivo l'inserimento nel mondo del lavoro. Tutti quelli che pensano di fare i furbi con reddito di cittadinanza purtroppo ne pagheranno delle serie conseguenze. Io me lo auguro, ma sono sogni. Anche lì il super consulente che è stato preso prende come modello di riferimento il modello americano, ma vive di regole diverse, vive di mercati diversi. Non si può paragonare uno Stato che è un continente con una nazione. Non si può paragonare un sistema del lavoro americano che è completamente diverso da quello italiano, in termini di contratti, in termini di negoziazioni di primo livello, in termini di negoziazioni di secondo livello, in termini di licenziamenti, in termini di chiusure. Sono mercati completamente diversi. L'idea, siccome avete 5 anni, nessuno contesta l'idea, contribuiamo al metodo, è il metodo che è sbagliato. Allora, senatore, sì. Aspetti, poi volevo farvi sentire Di Maio sulla musica che è cambiata, ha detto oggi. Sì, io ascoltavo con attenzione le riflessioni che sono state fatte, ma che sicuramente possono essere anche utili, perché se un decreto legge viene in aula può avere anche dei miglioramenti. Però sinceramente, anche per rispondere al senatore del PD da Trieste, Russo, mi sembra che sia una scommessa, nessuno ha la verità in tasca. Anche Renzi, quando era partito tanti anni fa con il 42-43% dei voti, probabilmente era convinto che quello che faceva fosse la cosa giusta. Poi abbiamo visto, senza assolutamente voler inferire, che così non è stato, ma non è stato così non perché lo diciamo noi, ma perché i cittadini l'hanno visto sulle proprie spelle. 5, 10, quasi 10 milioni di poveri, 1 milione di giovani disoccupati che devono andare all'estero per trovare lavoro, sono numeri che sicuramente fanno riflettere. Andare in pensione a 68 anni con la legge Fornero, sicuramente anche questo fa riflettere. Quello a cui si è voluto ovviare, chiaro, è tutto questo, e se non altro sono dati che sicuramente rimangono non nella mente dei cittadini, ma rimangono sulla pelle dei cittadini, perché chiaramente poi lo si è visto anche con il consenso elettorale che ha preso Lega e 5 Stelle. C'è una situazione di disagio economico-finanziario veramente disastrosa. Quindi che fare? Dal punto di vista dell'imprenditore, lei cosa vorrebbe fare? Bisogna dare una scossa
all'economia. Chiaro che i 10 milioni di poveri, se non hanno di che mangiare, se prendono 500 euro al mese quelli che hanno la pensione sociale minima, non riescono assolutamente a sollevarsi, perché quelli là mangeranno sempre meno e tendono semplicemente a sopravvivere. Se noi riusciamo a dargli questi 780 euro, se noi riusciamo a dargli questo reddito di cittadinanza, se riusciamo a portare le pensioni minime da 500 euro a 780 euro, molto probabilmente tra l'altro riusciamo a soddisfare in parte quello che voleva Berlusconi da una vita. Lui prometteva 1000 euro, noi in 5 mesi gliene diamo 780, quindi qualcosa in quella direzione l'abbiamo già fatto. Però non è una retorica, tutti questi soldi che ci sono in più non vengono messi in tasca o messi sotto il materasso e lasciati lì a dormire, devono essere reinvestiti nell'economia. La gente va nei negozi, spende, i negozi chiaramente poi vanno dagli agricoltori, perché i generi alimentari e tutto quello che devono vendere i negozi chiaramente o dagli agricoltori o dal manifatturiero si rinnesca un circuito virtuoso che chiaramente fa ripartire l'economia. Questo è il disegno, che stiamo... A quel punto se ci aggiungiamo gli investimenti che vengono fatti sulle opere pubbliche, ancora non si vedono, ma lo hanno detto, da domani molto probabilmente in maniera analitica vedremo anche quali saranno. Ci sono diversi miliardi di investimento sulle opere pubbliche, anche quelli sicuramente creano un volano dal punto di vista economico che è sicuramente positivo, ma questo non è arrampicarsi sugli specchi. Ho visto un messaggio prima, i leghisti si arrampicano sugli specchi. Questo significa credere nel futuro, questo significa dare sicuramente nuovo combustibile a un motore che oggi era fortemente in riserva, e per poter generare un'economia dobbiamo fare questo tipo di azione. Se sia la ricetta giusta non lo so, di certo so che quello che è stato fatto fino adesso non ha funzionato. E questa è diversa? Le posso fare un esempio concreto? Certo. Perché poi alla fine è ovvio che uno sta al governo e vuole il bene degli italiani, mica vuole il cattivo. Allora, io le faccio un esempio concreto, quello che abbiamo sostenuto da tanto tempo come industriali, proprio sull'effetto banche. Oggi viene stanziato 1,5 miliardi di euro per dei risparmiatori che hanno perso i loro risparmi, ed è sacrosanto. Il problema fondamentale è che nessuno si è mai chiesto il problema perché queste banche hanno chiuso. Cioè il problema è questo. Allora, lo sai, e questo è un altro tema. No, ma è il tema vero, perché le banche hanno chiuso e i risparmiatori hanno perso i loro denari per problemi che non erano afferiti alle banche. Guardi, le do un dato, lo può andare a verificare, lei è al Parlamento, alla Camera? Sì, al Senato. Al Senato, benissimo, lo può andare a verificare al Senato su un disegno di legge, sì. Immediatamente alla Commissione per il bilancio. Noi abbiamo avuto la capacità, questo Paese, di diventare in 2 anni il primo Paese al mondo, perché abbiamo 1.292.000 casi di banche che hanno ceduto i crediti a qualcun altro, e questo qualcun altro sta speculando, perché quei crediti sono stati declassati senza che nessuno sapesse che il credito proprio è declassato. Veneto Banca, a prescindere dalle storture. Forse le banche lo sapevano questo, sì. Allora guardi, tecnicamente l'hanno fatta fallire, tecnicamente l'hanno data a un'altra banca, tecnicamente è diventata una speculazione finanziaria. Questo è il racconto del crack delle banche. Tecnicamente è tecnico, e noi giustamente ci concentriamo con chi ha perso i denari, ma nessuno vuole ascoltare le cause. Le cause sono queste, lo dimostrano 1.292.000 casi che oggi sono chiamati a pagare i loro debiti con qualcuno che ci guadagna di secco, perché se lo cede in casa il 30%. Allora, tra poco vediamo anche le questioni quota 100. Russo, voleva intervenire? Diceva? Aspetti, Russo. Sì, ma a Vallardi voglio ricordare che quei soldi che lui vuole dare e regalare con il reddito di cittadinanza, invece di investirli
di spenderli in buona innovazione, di darlo alle imprese chiedendo che investano, perché a questi giovani che oggi non lavorano facciamo un'operazione ancora più forte di quella del governo Renzi, facciamo detrazioni totali per 10 anni. Diciamo alle imprese che chi assume i giovani più brillanti di questo paese per 10 anni non paga le tasse. Perché non l'avete fatto? Noi dobbiamo avere un'operazione straordinaria sul lavoro. Questo, non regalare. L'abbiamo fatto per 3 anni, se ricorda. Noi l'abbiamo fatto per 3 anni, se lo ricordi. Non si è visto. Adesso questo governo, invece di buttare i soldi nel reddito di cittadinanza, come non si è visto? Studi un po', vado a verificare. Chieda agli imprenditori quanti ne hanno assunti. 1 milione di posti di lavoro. Non serve studiare, basta guardare i dati della disoccupazione. 1 milione... Ma lei chiede... 1 milione di posti di lavoro. Su questo l'Istat non mente. Dopodiché vogliamo ricordare una cosa. Sì, bastava lavorare un giorno per risultare occupati. Bastava lavorare un giorno per risultare occupati. Non è proprio così, il 54% così, di lavoro a tempo indeterminato. Studi anche lei, non faccia slogan. Io c'ero in quella legislatura, non so cosa faceva lei. L'altra cosa che voglio ricordare però, che in questi giorni il governo Lega 5 Stelle, soltanto per l'annuncio di questo DEF, ha fatto bruciare tra borsa, questo è un altro discorso, spread, miliardi di euro che potevano essere spesi meglio. Questa è la vostra scommessa, state scommettendo sulla spalle della gente e ci dite che non sapete come andrà a finire. Lei continua a dire che è una scommessa e che non sa come andrà a finire. Ma chi governa ha la responsabilità di non giocare con la pelle degli italiani. Voi dovete sapere voi l'avete già tolta la perché pelle sennò agli italiani. State facendo delle promesse elettorali. Il precedente governo gliel'ha già tolta la pelle. Ma non mi pare proprio perché... Ma si ricordi che noi siamo cresciuti nel PIL negli ultimi anni. Vediamo cosa succederà adesso. Per ora avete bruciato 10 miliardi in una settimana. Mi fermo. Allora, e quei 10 miliardi chi li restituisce? E tra poco, Di Maio, la musica è cambiata e parliamo di pensione. Tra poco. Stamattina ho incontrato lavoratori che rappresentano tante vertenze in Italia e crisi industriali e a tutti ho detto che non faremo macelleria sociale. Questo non è un governo che farà macelleria sociale e che non sacrificherà i lavoratori sull'altare di spread o di altri numerini che abbiamo visto in questi giorni. Quindi devono tutti sapere in Italia che la musica è cambiata. Nessuno potrà più dirci che per favorire la crescita dovremo ridurre i diritti di chi lavora, ridurre i diritti dei pensionati o ridurre i diritti dei disoccupati, perché pure a quelli sono stati capaci di tagliare diritti. Invece investiamo sulla crescita con gli investimenti, ma anche con il prepensionamento, che semplicemente è superare la legge Fornero e permettere a nuove leve di entrare all'interno delle aziende dove si pensionano le persone che hanno il diritto di andare in pensione, con una pensione minima a 780 euro che si chiama pensione di cittadinanza e con il reddito di cittadinanza che non farà stare le persone sul divano, ma le reinserirà lavorativamente dopo averle formate, perché un ragazzo che è stato 2 anni in un letto in depressione perché ha mandato curriculum per 3 anni e nessuno gli ha risposto, ha bisogno di un percorso per essere motivato, formato e reinserito, e intanto deve avere un reddito perché magari ha un figlio, perché magari ha una moglie. Beh, su questo però, cioè sull'aiutare i più in difficoltà siamo tutti d'accordo. Così come sull'aumentare le pensioni. Io penso che lei sta dicendo se l'acqua calda è calda, cioè, su queste cose si è ripetuto su una cosa che tutti devono solo dire di sì. Il problema qual è? Sono 4 o 5 i problemi che questa finanziaria si porta dietro. Uno, quando io devo stipulare un mutuo, devo allargarlo, devo dilatarlo, devo andare in banca e chiedere se me lo dilatano. Qui non c'è stato rapporto né con l'Europa né con il sistema finanziario. Perciò, aspetti, scusi, rispondo a questo SMS. Dopo torna lei. Prima di parlare informatevi sul funzionamento reddito di cittadinanza, a parte che abbiamo un esponente del Movimento 5 Stelle, ma non si sa ancora nel dettaglio, giusto? Alcune cose le abbiamo ricordate, oggi scopriamo quella della tessera sanitaria, però ancora non si sa.
no? Sì, no, Poi Tria mancano le... ha coinvolto anche la Guardia di Finanza in un progetto proprio analitico di controllo a chi andrà alla Guardia. Allora, tornando, quando si dilata, dovevamo rientrare a pareggio e senza accordarsi né con l'Europa, anzi sbeffeggiandola, io dico, tutto sommato, non è un problema dell'Europa, perché l'Europa non ci può fare neanche granché, cioè ci potrà dire non va bene, ci potrà dire vi faccio pagare la penale, che poi poca cosa non l'ha mai fatta con nessuno, perciò dell'Europa tutto sommato il problema grosso è che io se non riesco a farla passare col sistema finanziario, che la credibilità e la bontà di questa finanziaria, noi andiamo a pari passo dentro sul default. Questa è la verità. Altra cosa, perché qua si gioca, ma non è che si possa giocare all'infinito. Cioè, quando la banca ti tira via il fido, l'azienda cosa fa? Cosa fa? Ecco. Poi, passiamo all'altra cosa. Io mi ricordo che 5 Stelle è andato avanti per 5 anni con apriremo il palazzo come una scatoletta di tonno, taglieremo, io non ho né pensione d'oro né vitalizio, tanto per mettere in chiaro, cioè a me proprio non tocca. Taglieremo le pensioni d'oro e faremo la fortuna degli italiani, taglieremo i vitalizi, sopra i 4.500 netti. Si sono già tutti dimenticati. Allora, morale della favola, alla fine cosa fa? Non è che ci siano minor spese, perché ce ne sono tante, vanno a tagliare e vanno a recuperare quei denari per fare questo tipo di politica, chiamiamola tra virgolette assistenziale, o dare sviluppo tramite i giovani cercando di invogliarli. No, creiamo nuovo debito. Attenzione, il nuovo debito mi ha già creato una cosa, solo dirlo. Sicuramente adesso lo devono mantenere perché hanno promesso, e invece di fare la campagna elettorale, spendere tanti soldi durante la campagna elettorale, adesso non servono, perché prometto tanto e alla spalla dei propri cittadini poi gli do la marchetta, forse mai pagata in tutti questi anni in politica italiana. Aspetta. Poi le borse in questo caso hanno già bruciato un tot di soldi, io dico bruciato, no, ci hanno già levato, perché bruciato, qualcuno se li ha portati a casa perché non ci crede più nel nostro sistema. 4. Siamo sicuri che tutto questo poi funzioni? Ha detto, è una scommessa. Allora noi andiamo a scommettere già vedendo che il mercato non reagisce, perché non l'abbiamo neanche informato. Perché, ripeto, se io vado in banca e devo fare un investimento, la devo informare, gli faccio vedere il mio business plan, gli faccio vedere cosa voglio fare, e se trovo la banca che ci crede nel mio progetto, nel mio business plan, mi finanzia. Ma se io comincio a dire l'Europa se ne deve fare una ragione, i mercati se ne deve fare una ragione e così via, secondo me stiamo veramente andando nel basso. Allora, non essendoci lavoro, vedrete quali escamotage inventeranno per percepire il reddito, vi scrivono. Allora, Scarabelli, intanto una replica è giusta, poi veniamo alla slide sulla quota 100, così aggiungiamo un dato. Scarabelli. Io non credo tanto alla storia dei mercati che ci devono credere. Quelli che ci devono credere a questa manovra sono per primi i cittadini italiani. Noi abbiamo tutti i numeri e le caratteristiche per riuscire con la nostra volontà e il nostro impegno ad uscire anche da questo tranello dei mercati che governano, sembra quasi un dio al di sopra del mondo. Il mercato, un po' come chiudersi gli occhi, no, Scarabelli? No, non è chiudersi gli occhi. Ti rubo solo 30 no, secondi. Guarda, io dico, dobbiamo, questa manovra qua vuole scommettere sull'economia reale. L'economia reale, le persone, no, quando parliamo di reddito di cittadinanza parliamo le persone. Io mi baso su quelle. Il reddito di cittadinanza è dedicato non è drogata. L'economia che abbiamo avuto fino adesso è drogata. Dare i soldi alle banche perché comprino i titoli, dare i soldi alle banche perché comprino i titoli italiani è drogato. Quella è la droga, secondo me. Io ieri... È un'economia drogata questa cosa? Non è un'economia drogata, questa va a dare i soldi all'economia reale e su 27 sono i miliardi di deficit, gli altri 13 saranno soldi che si dovranno tagliare appunto da... 27 quindi, sono 2 terzi, Beh, la storiella... un terzo, qua è contrario. La storiella che non si sta facendo i tagli non è vera, anche questa è una fake news. Noi sappiamo che il debito pubblico è di 1.300 miliardi. Esatto. Che detengono per 500-600 miliardi questo debito sono delle, chiamiamole, grandi organizzazioni, grandi banche, no? E non sono solo tedesche, possono essere anche italiane che possono fare cartello. Noi abbiamo circa 6.000
miliardi di deposito, gli italiani hanno un deposito per 6.000 miliardi. Se non riusciamo noi a dare il buon esempio di comprare quei 600 miliardi dei botti CCD perché investiamo in qualche altra cosa, dobbiamo dire al tedesco, vieni te a comprare e ti faccio io per il quello prezzo. ho detto che dobbiamo credere noi cittadini nel nostro governo, nel nostro paese. Al cittadino non è che spendendo di più fai credere, perché il cittadino medio, ma porca miseria, se spendo di più come faccio a rientrare? Posso dirle? Allora, fermo restando che di errori se ne sono stati fatti tanti, non è che qui si discute che ci sia un governo migliore o peggiore dell'altro, cioè se il debito pubblico è arrivato a 2.300 miliardi e se il debito pubblico in questi ultimi anni, nonostante i dati positivi dell'occupazione, perché è vero che l'occupazione è aumentata, è altrettanto vero che siamo cresciuti come PIL, però il problema è che comunque il debito pubblico è aumentato e noi siamo cresciuti non perché siamo stati bravi, perché due fattori hanno inciso sulla crescita che non dipendono da noi e non dipendono da nessun governo. L'euro che ha perso sul dollaro e il costo del petrolio che si è abbassato. Questo è vero. Questi sono i due elementi che ci hanno fatto crescere, non è che ci hanno fatto crescere poi Industria 4.0, il fatto dell'IRA. Allora, però il mercato è fondamentale. Il mercato è fondamentale, perché il mercato non è tanto importante in quanto investe sul titolo di Stato, è importante perché investe nel paese in cui ci troviamo e crea occupazione, perché il mercato induce un'azienda che si trova in Polonia a determinare se rientrare in Italia o non rientrare in Italia, oppure un'altra azienda che si trova in Germania e acquista una nostra azienda italiana e decide se concentrare in Italia le attività o portarle tutte in un altro paese, perché la cosa drammatica che nessuno di noi può arginare è che domani mattina, è l'esempio che ho fatto a una giornalista l'altro ieri, un'azienda purtroppo ha le decisioni facili, conviene, non conviene, chiude e va via. Guarda i conti. Va via. Una persona invece prima di cambiare paese significa che deve stravolgere la propria vita, certo. Non è che uno cambia paese dalla mattina alla sera. Allora noi dobbiamo tenere come riferimento il mercato. Voi avete una maggioranza schiacciata, potete fare delle cose nel breve, coraggiose, che però non affrontate neanche. Quando per esempio si dice che il ministro delle infrastrutture vuole bloccare le infrastrutture, ma lo dice perché dice blocco la TAV, ora blocco le grandi navi, ora blocco la TAP. Ci rendiamo conto, perché siamo tutti insieme, che sono segnali che mandiamo al mercato che sono devastanti. Quando un esponente della Lega importante dice che questo è un paese ricco perché ha il debito e il debito si rigenera perché tanto non viene restituito, dice cose gravi, che vengono riprese e i mercati queste cose le risentono e non possiamo dire ce ne freghiamo, perché se no finiamo come la Germania. Scusi, come la Grecia, ho detto una sciocchezza enorme, come la Grecia del mercato se ne fregava e oggi l'ha regalato alla Cina il suo debito pubblico e oggi la Cina va e investe e la Cina sta arrivando qui, poi andiamo da Russo. Dico solo una roba su questa cosa delle infrastrutture. È giustissimo investire in infrastrutture, cioè in cemento, in cose reali, però guardiamo la più grande infrastruttura che abbiamo nella nostra regione. È una strada o è una speculazione finanziaria? Perché andiamo a guardare i numeri. 2 miliardi di opera, 2 miliardi e 2. Perché in 39 anni mi va a costare 12 miliardi e 6 miliardi quasi se ne andranno in tasca puliti a chi ci mette solo il miliardo e poco più come privato? Questa è una enorme speculazione finanziaria. Io con quei 12 miliardi ne costruivo 5 di opere da 2 miliardi, anche di più. E che facciamo? Non la Non è che no. non la facciamo, dico, se fare infrastrutture solo perché mi manca quel miliardo di euro da parte del pubblico, la devo far fare col project financing e alla fine me ne costerà 12, è meglio allora fare un po' più di deficit, farla coi soldi interamente pubblici e risparmiare tutti questi altri soldi che regali i privati. Cioè, su questo credo il senatore Vallardi voglia dire qualcosa, sì, poi e vediamo la quota 100. Ma non entro nel merito della Pedemontana, è un'opera che assolutamente serve al Veneto, serve per rilanciare l'economia,
tutte le infrastrutture in questo Paese, e credo che al di là delle grandi opere sulle quali non si è detto non le facciamo, si è detto rivediamo un attimo i progetti, e questo penso sia anche logico nel momento in cui magari non si è proprio convinti della progettualità, ma si è convinti sull'utilità di queste opere. Non si è detto non le facciamo, si è detto rivediamo un attimino, e questo penso sia corretto. Sì, ci vogliono investimenti in questo Paese. Nel momento in cui il governo lo ha detto, e lo vedremo già da domani quando entreremo in maniera analitica sui dettagli di questo disegno di decreto legge, allora capiremo un po' di più, ma siamo tutti convinti che ripartiremo dalle grandi opere, magari non solo tutte quelle nuove, ma soprattutto su un programma di manutenzione che in questo Paese è assolutamente indispensabile, e penso che i fatti di Genova sicuramente ci abbiano insegnato parecchio, e questo è anche la cosa positiva. Se di cosa positiva si vuole anche parlare, i fatti di Genova hanno dato sicuramente una grande scossa a questo Paese. Poi, su quello che è... Viviamo di scosse che iniziano la mattina e finiscono la sera. Attenzione. Una mattanza, dice Russo, perché? Ma non credo che sia una mattanza, guardi, nel momento in cui... No, non abbastanza. Avarino. Prego. Ma non abbastanza. Avarino, 50 giorni, non sono bastati 50 giorni per questa scossa. Non c'è il commissario. Ma guardi, quelli che abitano sotto il ponte non sanno ancora se potranno tornare. Sentire una critica continuano a litigare sentire una critica su chi non ha controllato la manutenzione di quel ponte, sinceramente non saprei, guardi. Per correttezza non le voglio neanche rispondere, perché adesso emergeranno le responsabilità. Le condizioni ad autostrade, chi è stato il governo per 7 anni, magari un piccolo progetto di manutenzione su quel ponte magari lo doveva anche. Allora vi prego, non vorrei, certo, questo è un dato importantissimo. Ballardi, perché eravate al governo voi. Bisogna negli fare ultimi 7 anni subito e presto per Genova. Non mi ricordo, ma non mi sembra. Vi prego, aspettate. Quota 100, mi fai vedere Tony? Allora, abbiamo già anticipato più e più volte, però insomma qualche dettaglio in più c'è adesso, se non una certezza almeno, che ci vogliano 38 anni di contribuzione minima per andare in pensione. Questo poi è il disegno. Se si va con poi non si sa se ci sarà il 37 anni e quindi una scontistica, cioè una penalizzazione per chi sceglie di andare prima, ma allo stato attuale sembra certo 38 anni di contribuzione minima per andare in pensione, questo all'uscita dal lavoro nel 2019. Vallardi, questo? Ma questo è utile, secondo me. Io mi ci sto avvicinando, quasi 57 anni, tra breve vedermi a lavorare, perché comunque ho sempre lavorato in vita mia, a parte questi ultimi anni in cui faccio il parlamentare, ma che comunque continuo con la mia attività, sinceramente, che sono anche fortunato nella vita, ma c'è gente che fa il muratore, c'è gente che comunque lavora sui campi d'inverno col freddo, a 63, 64, 65, 67 anni, alzarsi alle 6 di mattina con i turni di lavoro, credo la vedo un po' difficile, forse era da pensarci anche prima e dargli un fine vita. Lasciatemi usare questo concetto, la gente ha diritto di viversi in pace negli ultimi anni della propria vita. Io credo che Salvini e i 5 Stelle con questo provvedimento, la Lega e i 5 Stelle con questo provvedimento hanno ridato tanti anni di vita dignitosi a milioni di italiani. Ce l'è stato chiesto dagli elettori, lo abbiamo fatto. Parallelamente liberiamo milioni di posti di lavoro ai giovani che oggi non hanno un posto di lavoro, milioni di giovani che altrimenti se ne sarebbero andati, e molti già se ne sono andati all'estero, tanti giovani che rimarranno in questo Paese e inizieranno un percorso di vita dignitoso, inizieranno a investire, si compreranno la casa, faranno il mutuo se le banche ripartiranno e lo dovranno ripartire a concedere i crediti, si inizierà un nuovo percorso, di vitalità in questo Paese. È questo il vero disegno di legge che nel programma, nell'accordo di governo è stato firmato da Lega e 5 Stelle. Dopo 5 mesi lo stiamo mettendo in atto.
Le promesse elettorali sono subito trasformate in fatti. Forse questa è la vera novità che dà fastidio all'opposizione. Forse l'opposizione ha capito che ci stiamo veramente riuscendo e si sta... e sta reagendo in maniera scomposta. Aspetti Caon, Russo, non so se ha un problema col microfono, vediamo, aspetti Caon, Russo. Un provvedimento da quando c'è questo governo. Quale? Decreto dignità? No, ok, aspetti, Russo, proviamo Russo, per non so se ha un problema col microfono, poi Marinese. Prego Russo. Ma come dicevo prima, ma davvero qualcuno può pensare che il governo di centro-sinistra, se non avesse potuto garantire... Allora aspetti che risolviamo il problema microfono, c'è un problema col microfono, lo risolviamo, aspetti, credo sia un banale problema di batterie. Marinese? Allora, su questa misura io mi sento di fare una proposta, fermo restando che poi sarà il governo a stabilire i criteri, se è contributivo, retributivo, quanto trattiene o quanto non trattiene, ma questo è un aspetto tecnico che vede il governo. Però io eviterei di fare un errore e faccio una proposta. È vero che ci sono molte persone a una certa età che fanno lavori pesanti e che non vedono l'ora di andare in pensione, ma è altrettanto vero che ci sono tante persone che rappresentano il know-how di un'azienda e pertanto ci vuole un passaggio anche di natura generazionale. Se si abbina a questo decreto si abbinano degli elementi premianti per effetto del quale io posso andare in pensione ma divento tutor di 1, 2, 3 giovani in modo tale che così li formo, ma ci vuole un aspetto fiscale perché se no non mi conviene andare in pensione, diventa quell'elemento premiante che mette in condizione... Una staffetta, no? Una staffetta generazionale in qualche maniera, no? No, non è una staffetta, diventa una sorta di tutoraggio. Fermo restando così che noi non abbiamo un problema enorme di cervelli che scappano all'estero, cioè adesso anche questa cosa qui, cioè, regolamentiamolo in quello che è. Sono 30.000 persone all'anno di cui il 20% è laureato. Cioè, 6.000 sono sempre tanti, però parliamo di 30.000 persone, di cui il 20% sono poche, no? Non sono poche. Non sono poche? Sono un'enormità, no? Non sono milioni, però non è che abbiamo questa grande fuga di cervelli. No, cioè, questo sto Russo, diceva, adesso va bene il microfono, spero. Diceva? No, ma io, guardi, faccio una battuta, mi piacerebbe, non so se mi sente adesso. Sì. E mi piacerebbe che il dottor Marinese passasse un paio di giorni a Palazzo Chigi, perché io vorrei dire ai colleghi della Lega e 5 Stelle che non basta prendere i voti per trasformare il libro dei sogni in realtà. Poi serve la competenza economica, ci sono alcune cose che non si riescono a fare e alcune cose che si possono fare magari con un percorso lungo. Se riusciamo a risolvere il tema dell'occupazione dei giovani, se riusciamo a dare una risposta ai tanti poveri di questo Paese, io sono il primo ad essere convinto, ma sentire che abbiamo abolito la povertà ci facciamo ridere davvero dietro da tutto il mondo. È un tema che non si può affrontare in questi termini e mi permetta 2 battute. La prima, i mercati non sono il male assoluto. In questo Paese fino a qualche anno fa noi avevamo il 57% del debito in mano agli italiani, oggi è il 4%, mentre il 32% è in mano a qualcuno che è fuori dai nostri confini. Anche dei fondi pensione, gente a cui dobbiamo chiedere di comprare il nostro debito perché sennò non possiamo pagare gli stipendi, perché sennò non possiamo pagare la polizia, non possiamo pagare le nostre scuole. Allora, e l'altra cosa, so che non suonerà molto popolare, però basta con questa polemica sulle banche e questa retorica stupida sulle banche. Le banche servono ai cittadini, salvare le banche significa salvare, credo che ciascuno di noi abbia un conto corrente in una banca. Se le banche chiudono e il banco smette di erogare i fondi, ne pagano i cittadini. Smettiamo di demonizzare. Quelle che sbagliano li mandiamo in galera e sono il primo ad essere d'accordo e ho criticato il mio partito quando sbagliava. Però smettiamo di dire che sono le banche il male assoluto. Le banche, come sanno gli imprenditori e come sa chi vuole avere un mutuo per pagarsi una casa, sono lo strumento che ti permette di fare
di acquistare qualcosa quando non hai tutti i soldi per farlo. Quindi basta polemiche, basta strumentalizzazioni. Su questi temi destra e sinistra devono lavorare insieme, se no prendiamo in giro gli italiani. E su questo sono d'accordo. Caon? No, volevo dire, allora intanto bisogna vedere poi al dettaglio come saranno fatti questi nuovi scivoli, chiamiamoli così, per le pensioni. Io sono d'accordo per un pensionamento massimo per quei lavori usuranti, proprio per quei lavori usuranti, un po' per quella gente che effettivamente non può andare al lavoro in quelle condizioni. Tengo a sottolineare una cosa, che qua ne facciamo, ma ogni persona che mando in pensione sicuramente sarà un nuovo occupato, non sarà così. Cioè neanche qui c'è la corrispondenza immediata. Le aziende che hanno un personale in più non aspettano altro invece di fare mobilità, di chiamare i sindacati, di creare tutte le condizioni che il proprio dipendente vada in pensione. Perciò una volta che è andato in pensione, quello va in pensione, ma siccome l'azienda ha minor fatturato, perché stiamo vivendo un momento quello che è, se non, diciamo così, non riparte, quell'azienda non assume più. Perciò smettiamola di dire 100 vanno in pensione, 100 nuovi assunti. Ho dato 100 speranze, saranno 100 che vanno in pensione e speriamo già 80 sarebbe un grande risultato. Perciò ci manca un 20% di saldo anche su questo. Questo è matematico, insomma, è matematico. C'è anche gente che dice, beh, io sono in pensione. Quando va in pensione il mio dipendente e l'altro dipendente, a questo punto chiudo l'azienda. Mi sono spiegato, perciò tutto questo, vabbè, che il fatturato si sposterà in un'altra azienda, servirà qualche altra persona, ma al posto di 3 ne assumono uno. Per quanto riguarda invece il discorso delle banche, ben vengano un ristoro delle banche più rimpinguato, dai 100 milioni al miliardo e mezzo. Capiamo poi come ristorare queste persone, perché c'è chi veramente è stato così, tra virgolette, fuorviato, e chi invece cercava di fare speculazione, perché anche qua sarà fare una bella griglia, non è facile, certificazione, non sarà facile creare la griglia di chi era in borsa per sbaglio. Vi faccio vedere il Corriere della Sera, aspetti Caon, vorrei sapere che cosa pensate di questo, abbiamo meno di 2 minuti. Apertura di adesso, Juncker, saremo rigidi o l'euro è a rischio? Salvini risponde, nessuno si beve le sue minacce, l'Italia è un paese sovrano. Juncker l'ha detto da sobrio o da o non? Sì, no, non so, bisogna, trattandosi di Juncker, credo il dubbio è come minimo legittimo. Chiaro che secondo me qualche paese europeo ha la grande convenienza che lo spread salga, perché mettere in difficoltà l'Italia lo si è visto anche nel momento in cui le manovre economiche fino ad oggi non erano state fatte sicuramente dai governi precedenti, ma ci venivano importate già belle impacchettate e il Parlamento le ratificava. Adesso sono nervosi sicuramente perché la musica è cambiata. Il governo italiano si vuole imporre, ha una propria ricetta per uscire da questa crisi, secondo me è anche una ricetta molto valida, non so fino a che punto se sarà valida al 100%, ma ritengo che un 90% di probabilità che riesca c'è sicuramente, stiamo a vedere. Russo, ce lo concedono? E così dimostriamo di essere un paese sovrano? Prego? Ce la concedono questa manovra? Io credo che questo governo dovrà fare qualche passo indietro perché hanno fatto il passo più lungo della gamba e ci facciamo prendere in giro. Ma in quale famiglia, se uno vuole prendersi i soldi e sperperarli, lo lasciano fare? Insomma, è evidente. Ascoltino il presidente di Confindustria e non funzionano così le regole. E non si può, lo ripeto per l'ultima volta, scaricare sui nostri figli. Questa è una manovra che, se anche desse le risposte per 1 o 2 anni, mette un'eredità sulle spalle dei nostri figli che è una vergogna di questo governo. Sentire un governo che ha permesso alle banche di defraudare per 1,5 miliardi i cittadini dalle banche, e adesso che questo governo rimette questi soldi e dire che stiamo sperperando i soldi. Ma stia zitto, ma in Veneto governate voi da 20 anni, ma stia zitto.
Veneto Banca, avete governata voi, Zonin è amico vostro. Smettetela! Lo dica la Boschi, lo dica Renzi, lo dica Banca Etruria. Avete governato così, voi in Veneto. Che così allora abbiamo... vi prego che devo chiudere. Bene, Marinese uno un palla flash. al centro. Io non ho mai difeso il mio partito. Chiaro, Russo. Marinese? Chiudiamo con lei, ma ho pochissimi secondi. Siamo già fuori. 30 secondi. All'Europa non conviene che l'Italia si indebolisca. Noi siamo il secondo paese manufatturiero e siamo diventati un fornitore fondamentale per la Germania. Forse conviene a qualcun altro che ci indebolisce, che ci indeboliamo, perché oggi i 3 paesi pernianti sono la Francia, che ha un problema con noi con la Libia, la Germania che ci reputa fondamentali, e dopodiché ci sono gli altri continenti, Stati Uniti e Cina. E noi da questi ci dobbiamo guardare. Non è un problema all'interno dell'Europa, è un problema fuori dall'Europa. Bene, grazie a tutti, grazie a Francesco Russo, anche collegamento da Trieste, a voi che eravate qui, chi ci ha seguito da casa, centinaia e centinaia di sms abbiamo detto, quindi grazie davvero, ci rivediamo lunedì prossimo puntuale alle 21:15, domani i nostri telegiornali e poi 20:10 come sempre l'approfondimento all'ora di cena. Grazie, buonanotte da Ringa.